Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Uccide la ex di 39 anni e poi si suicida. Nuovo caso di femminicidio, stavolta nel Trapanese. La donna aveva denunciato l'uomo per stalking. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile messo a punto dopo i fatti di Caivano. Sarà più facile per i minori finire in carcere. Catania insicura, le voci preoccupate di anziani e famiglie terrorizzate dalla baby gang a Villa Pacini. Non ci sono controlli sufficienti. Le famiglie siciliane con bimbi cardiopatici si rivolgono al Papa per salvare l'ospedale pediatrico San Vincenzo di Taormina. A Palermo raddoppia lo stipendio di sindaco, assessori e consiglieri comunali. I cittadini disapprovano la scelta del comune e dicono non era il momento opportuno. Lo strano fine settimana senza calcio professionistico in Sicilia, ferme per vari motivi Palermo, Catania e Messina. I tifosi guardano la Serie D che scatta con 10 squadre isolane al via e sfide sentite fin dal primo turno. Ancora benvenuti a questa edizione del nostro TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con l'ennesimo caso di femminicidio, questa volta nel Trapanese. È caduta nella trappola mortale del suo ex, la 39enne Marisa Leo, trovata morta nelle campagne di Contrada Ferla. Nel 2020, pensate, aveva denunciato per stalking ai carabinieri l'ex compagno che non si rassegnava alla fine del loro rapporto. Il servizio è di Laura Spanò. Un omicidio premeditato, quello messo in atto da Angelo Reina, il 42enne che ieri pomeriggio con freddezza ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo nella casa che si trova all'interno del vivaio che gestisce assieme alla sua famiglia nelle campagne tra Marsala e Mazzara. L'uomo infatti ha attirato con una scusa Marisa Leo, 39 anni, di Salemi, per un ultimo incontro, forse per un chiarimento, ma qui poi l'avrebbe uccisa. I due, che da tempo non vivevano più insieme, avevano una bimba di 4 anni, ora rimasta orfana di entrambi i genitori. Il corpo ormai privo di vita di Marisa è stato rinvenuto solo a tarda sera nell'azienda di Contrada Perla dagli agenti della Mobile di Trapani e del commissariato di Marsala. Angelo Reina, dopo aver ucciso Marisa, invece si è diretto sulla A29 nei pressi del viadotto Cavaseno, si è accostato con la sua vettura, si è messo a cavallo sul guardrail e si è sparato con la carabina ritrovata poi sul manto stradale. Tutta la scena è stata vissuta in diretta da un automobilista in transito che ha allertato la polizia. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Postrada che, dopo aver accertato la morte dell'uomo e l'identità, hanno allertato i colleghi della squadra mobile di Trapani che, da una serie incrociata di telefonate, sono risaliti alla donna e in serata poi al rinvenimento del suo corpo senza vita. Era una situazione tossica quella che si trascinava da tempo tra i due, tanto che alla fine Marisa, per salvaguardare la vita della figlia, aveva deciso di troncare la relazione. Nel 2020 la stessa Marisa aveva presentato denuncia per stalking ai carabinieri. Reina infatti non si rassegnava a quella relazione finita e continuava a tormentare Marisa, che lavorava presso la cantina Colomba Bianca di Campobella di Mazzara. Donna del vino, madre premurosa e ispiratrice delle cantine, mente braccio di scelte di successo, colonna portante di progetti internazionali per la filiera vitivinicola italiana, visionaria, comunicatrice nel mondo dei vitigni made in Sicily. Ecco come viene ricordata oggi Marisa. Ma anche Angelo appare un uomo spensierato nelle foto che in questi anni ha messo sui suoi profili social. Nel 2019 invece Marisa, incinta della sua piccola, era stata testimonial della campagna Tu non sei sola, le donne del vino Sicilia contro la violenza di genere. Un messaggio toccante ieri, ma ancora di più oggi. Donna, mamma, tu non sei sola. Sono in comunità le due ragazze vittime per più di un decennio di violenze sessuali in famiglia. Si cerca una via per un difficile recupero. Intanto appunto il governo ha studiato pene più severe anche per i casi di abusi. Il servizio di Manlio Viola. Sono ospitate in una comunità alloggio lontano da Palermo le ragazzine di 13 e 20 anni vittime della violenza di gruppo durata ben 11 anni e maturata fra le mura domestiche nel Monrealese. Ieri le manette sono scattate per padre, madre, nonno e uno zio. Tutti sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata. Violenze andate avanti dal 2011 fino a qualche settimana prima che scattassero gli arresti. Le ragazze infatti sono in comunità da qualche settimana prima rispetto alla notifica degli ordini di custodia. Le indagini
indagini condotte dai carabinieri di Monreale erano partite dalla denuncia di una insegnante della minore delle due sorelle, alla quale la ragazzina aveva confessato tutto. Una storia tremenda, a fronte della quale i carabinieri, dopo i primi accertamenti, ancor prima che fosse messo l'ordine di arresto, avevano ottenuto la protezione speciale per le ragazze. Il procuratore presso la Procura dei minori Caramanna è in stretto contatto con la comunità. Le ragazze stanno fisicamente bene, sono seguite, ma avranno bisogno di un altro importante sostegno anche psicologico. Intanto, sull'onda emotiva, è stato incardinato in Parlamento un nuovo disegno di legge che prevede norme più severe e soprattutto una maggiore tutela delle vittime, con l'inasprimento anche delle misure di protezione preventiva. Il provvedimento fissa tempi stringenti per l'adozione della misura cautelare, come l'utilizzo più rigoroso del braccialetto elettronico, e dispone l'arresto anche in flagranza differita, tramite ovvero l'acquisizione di video e foto, strumenti che rendono più semplici e immediati indagini e interventi da parte delle forze dell'ordine. Aumentano i casi di violenza sessuale, ma c'è maggiore consapevolezza tra le vittime, dicono dal Policlinico di Palermo, grazie anche a un nuovo servizio dedicato appunto alle vittime. Marco Gulla. Un dato allarmante, preoccupante, aggiungiamo desolante. Sono in aumento i casi di violenza sessuale giunti al pronto soccorso ostetrico del Policlinico di Palermo. Dal 1 gennaio al 31 agosto di quest'anno le vittime di violenza giunte nell'azienda ospedaliera universitaria sono state 37, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Perché questo aumento? Lo abbiamo chiesto a chi è componente del gruppo antiviolenza del Policlinico. Probabilmente c'è una maggiore consapevolezza in città dell'essere vittima di violenza sessuale e credo anche grazie alla pubblicità che è stata fatta sul servizio che noi offriamo H24 al Policlinico e che quindi può fornire un supporto clinico ma anche un supporto forense per le vittime. L'età delle vittime varia dai 14 ai 50 anni. Al Policlinico vengono visitate solo vittime adulte, ma l'azienda ospedaliera universitaria offre un servizio di consulenza medico-legale anche all'ospedale pediatrico di Cristina per le vittime di minore età. Un aumento di vittime soprattutto a Palermo rispetto ad altre città siciliane. L'ultima, la ragazza 19enne violentata in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Quali sono le prime rassicurazioni che date appunto alla vittima? Certamente noi diciamo che siamo lì per loro, che lavoriamo per loro, che vogliamo soltanto aiutarle e che tutto quello che facciamo in occasione di questa visita sarà finalizzato solo e esclusivamente al loro interesse, per cui cerchiamo anche di invogliarle alla denuncia in maniera tale che soprattutto quando si verificano in contesti familiari tutto questo non si ripeta nuovamente nel tempo, quindi cerchiamo semplicemente di manifestare la nostra partecipazione alla loro sofferenza e facciamo capire che noi siamo lì soltanto e esclusivamente per aiutarle. Adesso ci occupiamo della politica perché il governo Meloni ha approvato il cosiddetto decreto Caivano che contiene appunto misure contro la criminalità giovanile, carcere più facile per gli under 18, via il cellulare ai minori che delinquono, multe ai genitori. Il servizio che riassume un po' queste misure è stato realizzato da Eva Spampinato. L'accelerazione al decreto è arrivata dopo l'escalation di violenza registrata nel nostro paese, lo stupro di Gruppo di Palermo, i fatti di Caivano, tutti eventi che hanno dimostrato come serva una stretta sulla criminalità giovanile. È così che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Sarà più facile per i minori finire in carcere. Nel DL approvato si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura di custodia cautelare. A partire dai 14 anni, norme più rigide sulla responsabilità dei genitori che, se senza giusto motivo omettono di far impartire al figlio l'istruzione obbligatoria, rischiano fino a 2 anni di carcere. E poi ancora interventi educativi per i minori che commettono reati attraverso il volontariato e i lavori socialmente utili. Previsti anche più fondi per le scuole. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità. Non c'è neppure la prevista stretta sull'accesso dei minori ai siti porno. La misura proposta dalla ministra per la famiglia Eugenia Roccella non è entrata nel provvedimento. Tra le misure previste c'è l'avviso orale, cioè una convocazione del minore che avrebbe commesso un reato da parte del questore. Può essere rivolto anche ai soggetti minori di 18 anni che hanno compiuto il 14° anno di età. Si amplia la platea dei reati imputabili ai minori. Aumenteranno inoltre le pene per i minori trovati in possesso di armi o stupefacenti, con l'obiettivo che
questo possa essere un deterrente. Un capitolo specifico della bozza è dedicato ai reati online, con la possibilità per chi è vittima di chiedere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati dalla rete. E a proposito di violenze e di minori, un'altra puntata della nostra inchiesta su Catania Insicura oggi si svolge alla Villa Bellini, dove una baby gang terrorizza giovani, anziani che giocano a carte e famiglie. L'ultima aggressione 2 giorni fa, ce ne parla Giusy Lazzara. Sono bande di ragazzini, proprio ragazzini, molto minori dei minori. Tutta l'estate qua hanno aggredito addirittura persone anziane o persone che poverini dormono dentro la villa perché non hanno un tetto dove poter rifugiarsi. Villa Pacini, Villa Varaghi degli Sbadigli, come la conoscono i catanesi, ostaggio da 2 mesi di una baby gang che terrorizza anziani e famiglie. L'ultima aggressione 2 giorni fa di sera, ma non troppo tardi, quando il branco assale 2 ragazzi di passaggio. Prima gli insulti, poi calci e pugni. I ragazzi vengono soccorsi da alcuni passanti e così si mettono in salvo. Arrivano anche le volanti della polizia, allertate da qualcuno che aveva assistito terrorizzato all'assalto. Aggressione, bisogna vedere, alzano anche le mani, No, che c'è una ragazza, ogni volta che la vedono ci buttano pietre, la pigliano a tombolati, chi se ne scappa, chi ci vanno da peso, tutti i giorni c'è stata camoria. Io ho visto un'aggressione che è stata circa 10-15 giorni fa, che era uno su uno si sono avventati 4 o 5 ragazzi e gliel'hanno date di buona ragione. Poi in altri posti qua in giro ci sono anche queste aggressioni, però ripeto è una maniata di ragazzi che non sa giustamente che cosa fare, non andando a scuola, Non si sentono sicuri gli anziani che frequentano Villa Pacini, da sempre un centro ricreativo a cielo aperto. Tra la spazzatura e l'abbandono, la Villa Pacini è diventata il punto di ritrovo per la baby gang che vandalizza e distrugge aiuole e panchine. Mi stanno per le persone, per i vecchieretti, rompono l'albero, si pigliano buona parte e fanno danno. Le immagini della videosorveglianza dell'ultima aggressione sono state acquisite dalla polizia, che invierà un'informativa al Tribunale dei minori. I genitori dei piccoli cardiopatici in cura al centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina, che rischia la chiusura, sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco a Piazza San Pietro. Intanto dal Ministero alla Salute arriva uno spiraglio per il futuro dell'ospedale. Ce ne parla Roberta Lunghi. Uno scambio breve ma intenso di significato tra Papa Francesco e una mamma portavoce delle oltre 50 famiglie che con sacrificio si sono ritrovate insieme ai loro bambini a Roma in piazza San Pietro. Sono i guerrieri del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, perché la loro è davvero una battaglia per tentare di salvaguardare il diritto alla salute dei piccoli cardiopatici curati da anni all'ospedale San Vincenzo di Taormina, che rischia la chiusura a vantaggio del nuovo reparto all'ospedale civico di Palermo. Lo stesso centro di eccellenza dove durante l'estate, dopo un intervento di 12 ore, il primario Agati e la sua equipe aveva salvato la vita a una 12enne della Brianza in vacanza in Sicilia. Si sentono abbandonati dalla politica regionale i genitori e dunque hanno affidato al Papa la loro richiesta d'aiuto. Era già a conoscenza della situazione dell'ospedale, ci ha chiesto praticamente di elencare un po' le problematiche del CCPM e quindi in una lettera abbiamo consegnato la descrizione della situazione attuale. Di mezzo una incompatibilità della sussistenza in Sicilia di 2 strutture analoghe per la legge nazionale che prevede che ogni centro sia al servizio di un bacino di utenza fra i 4 e i 6 milioni di cittadini. L'intervento della politica è necessario e i margini però ci sarebbero. La conferma arriva proprio dalle famiglie che a Roma si sono spostate poi al Ministero della Salute, dove dopo un breve sit-in sono state accolte. Per il Ministero della Salute non c'è nessuna preclusione al mantenimento del centro a Taormina, ma naturalmente aspettano di fare un incontro, comunque una proposta valida da parte delle 2 regioni, cioè la regione Sicilia e la regione Calabria, in modo tale da poter appunto fare e continuare l'attività del centro a Taormina. Il bacino d'utenza del centro da sempre non è solo la Sicilia, ma anche la Calabria, e da qui potrebbe giungere lo spiraglio legittimo per salvare il centro. Dal presidente Schifani e da Occhiuto, dunque, questi guerrieri disperati attendono una mossa.
Adesso andiamo a Palermo perché dopo il sindaco e gli assessori anche i consiglieri comunali hanno raddoppiato il loro stipendio. La norma è stata approvata, la città però evidentemente storce il naso. Il servizio. Gettone raddoppiato è quello che hanno fatto i consiglieri comunali di Palermo. In pratica hanno raddoppiato il loro stipendio. La delibera sull'aumento delle indennità è stata approvata con 30 voti favorevoli, astenuti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, il consigliere di Progetto Palermo Alberto Mangano e il presidente Giulio Tantillo. Con quest'atto i consiglieri comunali percepiranno un gettone di 191 euro, finora erano stati 97, per ogni seduta fino a un tetto massimo di 4.140 euro lordi al mese. Cosa ne pensa la città? Queste alcune risposte. Ne avrei fatto a meno in questo momento, visto che ci sono tante altre problematiche in città da risolvere, soprattutto la questione immondizia, che è un problema che non si risolve mai. E poi un po' più di rispetto magari per i pensionati che hanno le pensioni minime e riescono a campare con quello. Giustamente è una cosa sbagliata, qua noi campiamo con una pensione di 640 euro. 700 euro e loro si aumentano tutto quello che vogliono loro e noi siamo sempre indietro. Insomma, gli affari che ci levano i poveri ci levano i ricchi. C'è chi poi sorride come questo signore e va via, o chi, come un ex consigliere comunale, assolutamente contrario a questo aumento. È abbastanza immorale, in un momento in cui i generi di prima necessità stanno aumentando, tantissime famiglie palermitane non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Allora lancio una proposta ai miei ex colleghi del Consiglio Comunale: tutto quello che prenderete in più per il raddoppio dei gettoni, già prendevano 1.500 euro al mese netti, tutto quello che prenderete in più devolvetelo in beneficenza alle famiglie dei palermitani che in questo momento hanno tanto bisogno. La delibera del Consiglio segue quella della Giunta, con la quale è scattato il raddoppio delle indennità mensili di sindaco, vice sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale. Abbiamo parlato poco fa del Consiglio dei Ministri in merito alla questione sicurezza, e sempre lo stesso Consiglio dei Ministri oggi ha parlato anche del tema dell'immigrazione, assegnando 45 milioni di euro per fronteggiare la grave situazione socio-economica determinata dall'eccezionale ondata di migranti arrivata appunto nelle isole Pelagie. Ce ne parla Davide Sarto. Pioggia di soldi in arrivo a Lampedusa per fronteggiare la grave situazione socio-economica determinata dall'eccezionale flusso di migranti nelle isole Pelagie. Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato la norma del decreto legge che prevede l'assegnazione di 45 milioni di euro a Lampedusa. Esulta il sindaco Filippo Mannino, che più volte aveva chiesto l'intervento e il sostegno del governo Meloni. È il più grosso aiuto economico mai ottenuto prima da Lampedusa, ha detto il primo cittadino delle Pelagie, ed è un forte segnale del governo verso il territorio che subisce le conseguenze indirette di un fenomeno di portata epocale. I 45 milioni di euro stanziati serviranno per la realizzazione e le manutenzioni straordinarie delle opere di urbanizzazione primaria, per gli impianti di depurazione e gestione delle acque reflue ed ancora per la realizzazione di nuovi edifici pubblici e per gli interventi di efficientamento energetico di quelli esistenti. E buone notizie arrivano anche dall'hotspot, che è quasi vuoto. A Lampedusa sono rimasti solamente 19 migranti, dopo che stamattina 87 ospiti sono stati trasferiti col traghetto di linea per Porto Empedocle e andranno a Catania e Taranto. 3 migranti resteranno ad Agrigento a disposizione della squadra mobile. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto, prima i progetti per Messina e poi evidentemente il ponte. Questa è la posizione espressa dal sindaco Basile, che ha ribadito appunto questa sua ottica anche all'interno della nostra trasmissione Buongiorno Sicilia, appunto stamattina su Antenna Sicilia. Il servizio. Prima la città di Messina e poi il ponte, lo ribadisce il sindaco della città dello Stretto Federico Basile nel corso di Buongiorno Sicilia. La mega infrastruttura può diventare importante, se ne parla da tempo, e anche il primo cittadino, ribadendo che è sempre stato favorevole alla realizzazione, ci scherza un po' su. Io ho 46 anni, probabilmente se ne parla da 146 anni. Il tema però è serio e coinvolge la città. Il sindaco lo dice in maniera esplicita: i progetti su Messina negli ultimi 10 anni sono riferiti ad una città senza ponte e ci sono già dei finanziamenti. Abbiamo finanziamenti in pancia su aree che poi saranno oggetto di cantiere, e io devo capire come sindaco, devo spiegare ai miei cittadini che quell'opera che ho paventato in questi anni non ci sarà più. Allora, con quelle risorse cosa ci faccio? Le perdo, non le perdo, le devo spostare? Ma ripeto, non è il problema o il tema del finanziamento, è il tema della gestione complessiva di un'opera che non è
metto i pilastri e faccio il ponte, ma cambio totalmente l'approccio sul piano regolatore generale, piano di mobilità sostenibile. Basile incontrerà a breve Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Il ragionamento è abbiamo riaperto questo file importante che ha una valenza nazionale, forse anche europea, le città devono essere protagoniste non perché lo voglia il sindaco oppure abbia bisogno di sedere a qualche tavolo, non ci riguarda, ma a capire come dovrà cambiare tutta l'impostazione rispetto a un progetto che è di 12 anni fa. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi altre notizie. Ancora bentrovati, in questa seconda parte di TG Sicilia parliamo di calcio però questa volta calcio non giocato, perché non scenderà in campo nessuna delle squadre professionistiche siciliane che intanto presentano gli ultimi nuovi acquisti. Nel fine settimana partirà la Serie D con 10 squadre siciliane impegnate, ce ne parla Marco Carli. Uno strano weekend senza siciliane nei campionati professionistici. I tifosi del Palermo già sapevano di poter indirizzare il loro sguardo verso Mondello e le mete marittime per l'ultimo scampolo d'estate. La B infatti osserva un turno di riposo, così come la Serie A. Diversa la situazione in C, dove nel weekend si gioca regolarmente, ma il discorso non vale per Messina e Catania. Gli uomini di mister Modica sapevano di dover saltare il turno, il calendario li metteva di fronte alla Casertana, riammessa da poco. La gara verrà recuperata l'11 ottobre. Per di più i giallorossi alla ripresa dovrebbero giocare il 18 di settembre a Taranto, il condizionale d'obbligo, visto ciò che è successo allo stadio pugliese dopo gli incendi che hanno fatto saltare la partita fra Brindisi e Catania, che si doveva giocare allo Iacovone, chiuso dal sindaco. Tabbiani può sfruttare la sosta non voluta per aumentare la condizione del gruppo, per migliorare gli automatismi, per inserire i nuovi in vista della gara interna col Picerno del 17. Per Silvestri è un gradito ritorno. Appena si è paventata l'occasione di tornare a Catania, non ci ho pensato su due volte. Sapete tutti quanti cosa vuol dire per me questo posto, questa piazza, questi colori. Nel Palermo, che tornerà in campo ad Ascoli il 16 settembre, è stato presentato Di Francesco, da subito protagonista con la nuova maglia contro la Feralpi Salò. Quando ho parlato col Palermo ho percepito subito la voglia e quell'ambizione di una società che vuole crescere, che sa che comunque la Serie B è un campionato duro, ma che ha la volontà e la voglia di fare un campionato per essere competitivi, per riuscire a centrare la promozione in Serie A. Niente B dunque per le siciliane, niente C. Intanto nel weekend comincia la Serie D con sfide storiche come Acragas, Licato, Trapani, Ragusa e con 10 squadre dell'isola in campo. Questa è l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui. L'appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia è rinnovato a domani mattina, con Buongiorno Sicilia, poi a seguire le nostre edizioni del telegiornale. Allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.